Ciao a tutti, sono Luca, volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Questa volta vi porto alla scoperta della Val di Susa, terra di confine tra Italia e Francia. Dopo aver visitato la cittadina di Susa e l'abbazia della Novalesa, raggiungeremo il confine italo-francese fino al Col du Montcenis, superando i 2000 metri di altitudine. Buon viaggio! Il viaggio inizia da Susa, in Piemonte. La cittadina, percorsa dalla Dora Riparia, ha dato il nome alla valle in cui è adagiata. Susa è anche il luogo in cui si uniscono gli itinerari storici transalpini del Moncenisio e del Monginevro. La cittadina di Susa, in origine celtica, fu poi romana e di quel tempo è rimasta l'intelaiatura urbanistica. Di origine romana è la Porta Savoia, ha un'arcata fra due torri e ha più ordini di finestre. La porta si appoggia alla facciata della cattedrale medievale, dedicata a San Giusto. Di epoca romana è anche l'Arco di Augusto, eretto nell'8 a.C. in onore dell'imperatore. A Susa si trovano anche i resti di un anfiteatro romano risalente al secondo secolo d.C. Ci spostiamo a Nova Lesa, antichissima stazione sulla via del Colle del Moncenisio. Poco distante dal paese è l'abbazia della Nova Lesa. Risalente all'VIII secolo d.C., l'abbazia fu un importante centro benedettino. L'abbazia della Nova Lesa è un complesso di costruzioni rimaneggiate in varie epoche. Splendida è la cappella di Sant'Elderado, decorata da affreschi medievali. Percorrendo la strada statale 25 del Moncenisio raggiungiamo il confine italo-francese e più precisamente la regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. Subito dopo il confine si raggiunge il lago del Moncenisio, incastonato nel cuore delle Alpi, un luogo magico che affascina il visitatore con i suoi colori e i suoi silenzi. L'itinerario si conclude al Col du Montcenis, a 2083 metri di altitudine, assaporando una gustosa tartiflette. Il viaggio alla scoperta della Val di Susa, al confine tra Italia e Francia, termina qui. Un saluto da Luca e al prossimo viaggio!